giurati, come siamo messi? Bene? Avete già la vostra Miss preferita? Perché adesso arriva il bello, Adesso c'è l'interpretazione. Ogni Miss, come dicevamo prima, in ogni tappa ha un tema e deve interpretarlo. Ogni anno noi decidiamo quali sono i temi differenti, quindi abbiamo iniziato anni fa con la storia della donna dagli anni 50 agli anni 2000, l'anno scorso abbiamo fatto le protagoniste delle fiabe Walt Disney, quindi a partire da Cenerentola, Malefica, Biancaneve. Quest'anno invece ho detto voglio essere un po' più legata a quello che è il territorio, quindi abbiamo scelto i 5 elementi. Nelle nostre 5 tappe andremo a vedere le modelle che interpreteranno non da sole, ma anche con l'aiuto degli hairstylist e dei make-up artist, perché è giusto che vengano premiati anche loro. Dietro alle quinte c'è una baraonda, tempi strettissimi, cambiare i look, cambiare le acconciature, cambiare il trucco, e tutto questo non solo grazie alle ragazze, ma soprattutto grazie a un'ottima squadra di parrucchieri qui di Sottomarina. Io farei un applauso a Lorena, i parrucchieri, che da tempi da record e dietro nelle quinte, che fa un caldo pazzesco, hanno realizzato delle acconciature e dei trucchi davvero unici per le nostre Miss, che comunque devono vivere un sogno, devono vincere questo concorso per arrivare in finale. Quindi il tema di oggi è acqua, l'avrete visto durante la serata. Il tema dell'acqua è il triangolo, che abbiamo visto la goccia d'acqua, insomma non è un tema facile da interpretare. Vediamo le nostre Miss cosa hanno pensato per trasmettere questa loro sensazione, perché anche un po' creare le loro emozioni quando interpretano qualcosa. E anche qui i nostri giurati dovranno dare un voto che va dall'1 al 10, quindi qui premieremo proprio la creatività, l'interpretazione, chi magari ha usato di più delle nostre Miss, assieme al gruppo dei parrucchieri. Ha usato però anche la nostra Miss, che ha detto voglio anch'io partecipare a questo tema, quindi con un bel applauso io chiamerei la nostra Miss in carica, Miss Venice Beach 2015, Linda Pani. Ogni 2 anni questa corona viene fatta nuova, quindi questa è la corona che tu hai indossato per la prima volta lo scorso anno, che tra poco dovrai cedere. Ma questo tuo look splendido, vorrei vedere questa coda. Dimmi la tua interpretazione dell'acqua. Beh, sicuramente le sfumature dell'acqua, dell'azzurro, del verde, soprattutto il fatto questa nuvola, questa come se fosse una schiuma, come le onde del mare. Ho detto tema dell'acqua, niente di meglio che proprio le onde, quindi era questa. Bene, ci piace, no? Devo dire brava Linda, che ha interpretato, grazie mille, il nostro tema. Bene Linda, sei pronta? Ora ci mettiamo qui di lato perché le vediamo una alla volta le nostre Miss, andiamo a presentarle, vediamo se sono pronte. La numero 1, Agata Zamengo, 17 anni, di Venezia.
ci vediamo dopo. Vai, grazie. Prossima miss con la coccarda numero 2, Linda Zamengo, sempre di Venezia. Grazie Linda. Numero 3, Vanessa Moroni, arriva da Torreglia, Padova. Da Verona con numero 4 accogliamo Veronica Lopez. Come il vento. Numero 5, Irene Valdana di Camponovera. Con il numero 6, Marica Zago di Marconna. Nell'aria da soli. Proseguiamo con la numero 7, Veronica Pepe di Mestre.
La numero 9, Silvia Ramazzina di Saccolombo. La prossima ragazza si chiama Giulia Zancato ed è di Fosso. Simone di Venezia.
terminato la sfida di questa sera, Linda. Beh, Elisa, devo proprio dire che le ragazze mi hanno stupito, erano davvero splendide. Bene. Molto splendide. Vuoi fare un'altra passerella per chiudere in bellezza? Volentieri. Vai! Ecco, quindi mi raccomando, top secret. Alvise dov'è? Ti scorta Alvise, dov'è il nostro agente della sicurezza? Perché bisogna, insomma, i voti sono una cosa preziosa. Quindi avete giurati la somma? Avete fatto la somma? Vai pure, Linda. Avete fatto la somma delle tre? Oh, fischiano due microfoni. Siamo arrivati alla fine. Com'è andata? Avete la vostra miss preferita? Sì? Facciamo un toto miss? Vediamo che dicono di qua. 10, 8. 8, qua la platea sud che dice 8, 10, 9, 10, 8, 10. Beh, ma 7, 7, 8. Insomma abbiamo le nostre preferite, insomma, fatemi curiosare un pochettino. Prima di andare a vedere chi ha vinto, io però volevo ringraziare due fotografi importantissimi per noi, per questa serata e per il concorso, perché Miss Venice Beach, oltre a premiare le miss, i prodotti del territorio, la gente che lavora dietro, e adesso li andiamo a presentare uno a uno, premia anche i fotografi. Ha indetto un concorso, questo è il terzo anno consecutivo. Ogni serata partecipano due fotografi amatoriali o professionisti che dovranno cogliere lo scatto migliore della serata. Quindi è uno scatto che, voglia il buon Dio, sia dato dalla fortuna ma anche dalla bravura di questi fotografi, perché non è facile live così cogliere lo scatto perfetto. Questo scatto perfetto andrà messo poi in internet, nella nostra pagina Facebook, anzi dico a tutti di seguirci, Miss Venice Beach, e di votare lo scatto che preferite, perché poi in questa settimana tra i due fotografi ci sarà una sfida. Alla fine di tutto il concorso, di tutto il tour, il fotografo che avrà raggiunto il maggior numero di like avrà la possibilità di partecipare alla serata finale come fotografo d'eccezione e soprattutto realizzerà con noi il calendario di Miss Venice Beach 2017, quindi anche un'opportunità lavorativa e di mettersi in gioco. Quindi un grandissimo applauso a Massimiliano Girotto di Mira, eccolo qui, e a Dennis DJ Axel, si fa chiamare così il nome d'arte, dico bene Dennis? Quindi l'avete questo scatto perfetto? Ce l'avete? Sì, l'avete già scelto? Ah, bene. Allora chiamerei i nostri responsabili della giuria così a premiare le nostre miss. Francesca in rappresentanza non solo del consorzio di promozione turistica di Lidi di Chioggia, ma anche in rappresentanza del sindaco del comune di Chioggia, Alessandro Ferro, sì, che purtroppo per impegni istituzionali non è potuto venire qui questa sera, però augura a tutti una buona serata e soprattutto ai turisti una buona e felice e serena vacanza. Diciamo che l'estate è iniziata, la piazza è piena e ne sono davvero orgogliosa e contenta perché è iniziata anche oggi la sagra del pesce a Chioggia. Sì, una vera istituzione. Quindi è una vera istituzione per Chioggia, quindi due appuntamenti nella stessa isola molto importanti, ma sono andati tutti davvero, tutti e due molto bene. Un buon successo per tutti e due. Un buon successo per tutti e due, abbiamo detto bene. Quindi Francesca, vieni qua, tu hai la tua miss preferita? Non sì, dirla, non posso dirla, no? Non dirla. Diciamo ecco. che è stato un compito difficile. È stato un compito difficile. Poi due donne contro tre uomini. Esatto. Vi siete scornati o avevate le idee abbastanza? No, alla fine abbiamo visto che eravamo abbastanza tutti concordi con la scelta. Ah, bene, sono molto contenta. Allora,
sicuramente una carriera, però purtroppo la favola andrà avanti per 4 di voi che parteciperanno alla vita finale in una serata di gala a Palazzo Vendramin Calergi, affacciato sul Canal Grande a Venezia, e questa sera premieremo 4 ragazze di voi con le fasce. Vediamo se sono pronti. Vieni Marco, perché la prima fascia che presentiamo è la tua, vieni qui. Miss Paradise Beachwear, è il secondo anno che sei con noi, prima hai partecipato sempre con dei tuoi costumi con un altro brand e con grande furore, insomma questi devo dire sono ancora più belli degli altri. Devo dirti che gli altri, ho delle ragazze che mi chiedono ancora: ma ci sono ancora quei bei costumi che ci date alle sfilate, perché l'ho lavato 20.000 volte e è ancora nuovo? E dico sì, ci sono ancora, ce li abbiamo. Puntiamo sempre sulla qualità, una qualità, abbastanza, una qualità made in Italy. Esatto. E questo è importante perché tutti i costumi, l'azienda è a Porto Viro, sì. sulla Romea, quindi poi se volete andare a visitarla c'è qui il Esatto, negozio. abbiamo un negozio qua sull'angolo. Bene, allora vediamo se sono pronti. Vieni Linda, viene anche, ecco qui con la fascia e il verdetto finale, perché poi per le nostre miss ci sono un sacco di premi. Allora la fascia la consegniamo a Marco, la sua fascia di Miss Paradise Beachwear. Allora vieni qui con me, vediamo chi ha vinto. L'ultima volta c'è stato uno spareggio, allora questa volta no, devo dire che non ci sono spareggi. Vieni Marco. Quarta classificata con 98 punti, quindi un bel punteggio. La numero 7. Veronica Pepe. Vieni Veronica, metti la fascia Marco, vada avanti, così. Dentro là. Perfetto. Per Veronica un costume moda mare beachwear di Paradise, una pochette baggy, tutto per terra passerella. Bene, proseguiamo con la terza classificata. Tiziana, vieni tu in rappresentanza di un partner del food, Coraia, i Buoni del Mare, titolare di Secur Vigila, la sicurezza di tutte le nostre miss, dei gioielli preziosi che abbiamo. Hai trovato un gioiello Daniele e Denis? Ah, uno, ce ne sono tanti questa sera, hai ragione, qualcuno ha perso un orecchio. Eccolo qui. Quindi Tiziana con 106 voti si aggiudica la fascia Miss Venice Beach Coraia numero 14, Sofia Orsato. Complimenti Tiziana, corona, vada avanti. Perfetto. Per te Sofia una fornitura di prodotti Coraia, una pochette baggy e anche per te la passerella. Grazie Sofia. Nicola, titolare di Baggy. Prego, ecco qua. Andiamo avanti con la seconda. Stiamo andando troppo veloci? Siete curiosi di sapere che ha vinto? Anch'io, anche se l'ho già letto. Perché secondo me tra il secondo e il primo posto qualcuno ci ha preso. Loro hanno votato tutti hanno detto con 1-1-1, quindi 111 voti, la Miss Buggy di Sottomarina, seconda classificata,
hai un costume da mare beachwear e anche per te questa passerella. Chiamiamo anche Alvise con lo scettro di Miss Venice Beach perché è giunto il momento. Chiamiamo il nostro referente per Mediolanum, Leonardo Buzzo. Vieni qui Leonardo, ecco per te. Io vorrei, visto che ci sono anche la nostra Miss Mediolanum della scorsa edizione, Miss Venice Beach 2015, vieni Valentina Favaretto, eccole qua, la sesta classificata, e abbiamo anche la Miss Delight Jewels, i gioielli, quinta classificata, Laura Speciale. Che dite, facciamo fare una sfilata anche a loro, Baci? Prego ragazze. Si sono divertite nel villaggio di Miss Venice Beach, dove salutiamo Carmine e tutto il suo staff con tutti i prodotti che ha fatto assaggiare. Ci saluta. Come va Carmine laggiù? Abbiamo finito tutto? Fatto fuoco, bene, ci piace. Salutiamo tutti i nostri partner del food, quindi il caseificio di Roncade, Coraia, Dimensione Carne, il Prosecco Ca del Sole, Birra Leffe Royal. Ringraziamo di nuovo il comune di Chioggia, il Gazzettino nostro media partner, Baggy, Paradise, 4Pen, il Casino di Venezia, Meeting and Dining dove ci sarà la finale del 7 agosto. Se volete partecipare basta prenotare, ci sarà una serata di gala davvero particolare per i massimi, è una serata speciale. Ringraziamo Mediolanum che darà la prima fascia di Miss Venice Beach. Vediamo se anche le mie due assistenti sono pronte, Katia e Giorgia. Vediamo se sono qui pronte.